Agrigento si candida ancora una volta come laboratorio politico, possibile battistrada di un progetto lanciato oggi da Silvio Berlusconi, PDL, Partito Democratico, Terzo Polo assieme per un'intera legislatura, tutti dentro, archiviata la parentesi tecnica in un governo sotto la guida di Mario Monti, ma come a Roma anche nella città dei templi c'è il Partito Democratico che storce il naso. Il Monti di Palazzo dei Giganti sarebbe l'avvocato Nicola Grillo, il penalista proposto dalla coalizione messa in piedi da MPA, FLI, Grande Sud e Partito Democratico, è tornato appena ieri dalla capitale con in tasca la piena disponibilità del coordinatore nazionale del Popolo della Libertà Angelino Alfano a sostenere la sua candidatura a sindaco in vista delle amministrative del 6 e 7 maggio. Ci siamo parlati, afferma Grillo, e ho registrato l'adesione del PDL al progetto. Adesso la palla passa ai partiti per trovare un punto d'incontro, perché io sono un tecnico e non mi interessano gli equilibri e le intese, osserva Grillo, poi valuterò. Ma come dicevamo, il PD mette subito le mani avanti. Se ci sarà il Popolo della Libertà, certamente non ci saremo noi, assicura il deputato regionale Giacomo Di Benedetto. Noi siamo alternativi al PDL, sia come cultura politica che come progetti e valori. E per di più, aggiunge Di Benedetto, il PDL è corresponsabile del fallimento dell'amministrazione Zambuto nel periodo in cui l'ha sostenuta. Dunque la grande ammucchiata è destinata a saltare. Nelle prossime ore sicuramente ne sapremo di più. Il leader provinciale dell'MPA Roberto Di Mauro svela di essere al buio. Non conosco i termini di questo incontro romano tra Grillo e Alfano, e poi con una punta ironica osserva: ad Agrigento possiamo fare un candidato unico contro il mondo. E intanto la sinistra radicale ha deciso di passare per le primarie. Due i candidati in corsa: Lillo Miccichè, ex deputato regionale dei Verdi, oggi segretario provinciale di SEL, e il dirigente di Italia dei Valori Giampiero Carta. Novità importanti anche sul fronte dei movimenti, e Polis sembra aver ormai sciolto la riserva. L'avvocato Totò Pennica domenica riceverà l'investitura ufficiale. Sarà lui così il candidato sindaco del movimento guidato da Piera Graceffa. Il profilo migliore, il candidato più adatto in questo momento particolare per Agrigento sia l'avvocato Pennica. Mi sono permesso, attraverso una lettera aperta, come è noto, di rilanciare la sua candidatura. E Pennica mostra già di avere le idee chiare. Ecco la sua ricetta per vincere la sfida. Primo, recuperare tutti gli astenuti che non andrebbero a votare ed offrire loro una ragione valida. Secondo, recuperare quell'elettorato che per la prima volta vota e quindi attrarre il voto libero e smuovere le coscienze.